Alle 7:26 di martedì 18 luglio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Torniamo all'aeroporto di Catania dopo l'incendio, anche oggi si prevedono altre 30.000 persone a piedi. Ieri è stata una giornata comprensibilmente di grande incertezza ma anche di grande confusione per trovare un altro scalo in partenza e in arrivo e anche per le molte lamentele dei passeggeri per le carenze nei piani di emergenza e di evacuazione, mentre il fumo aveva invaso il terminal degli arrivi. E oggi qual è la situazione? Sul posto Orazio Longo a Fontanarossa. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno ai nostri telespettatori. La situazione, come dicevi tu, la grande incertezza di ieri c'è anche oggi. Noi siamo, come puoi vedere, davanti al Terminal C, che è il terminal che è stato preparato per i famosi 2 voli l'ora che però non sono ancora partiti. Da ieri era stato dato l'annuncio che dovevano partire i 2 voli ogni ora, ma né ieri né tantomeno oggi ancora ci dicono qui i ben informati dalla SAC che non sono partiti ancora i voli. Qualche programmazione forse avverrà in giornata, ma ancora non possiamo dare niente di certo. Una testimonianza che magari posso, se voi la volete chiamare, una testimonianza di un tassista ci ha raccontato quello che è successo stanotte, insomma, intorno alle 3:30, 4, tantissima la gente, tantissima confusione, perché appunto con la questione dell'aereo ogni dei 2 aerei ogni ora, tantissima gente è venuta qui a Fontanarossa perché non sapeva se il proprio aereo fosse catalogato in quello di quelle 2 ore. Allora sentiamo il tassista, così ci racconta la notte a Fontanarossa. Alle 4:30 quando sono arrivato qui, lo spiazzale davanti al Terminal C era stivato di persone che sostanzialmente, non sapendo se effettivamente dovevano partire o meno da qui, dall'aeroporto di Catania, erano venute per informarsi e di conseguenza poi si muovevano in base a quello che le informazioni che ricevevano, molte dei quali, non potendo partire da qua, cercavano una soluzione praticamente per raggiungere l'aeroporto di Palermo o di Comiso. Lei è andato a Comiso? Io sono andato a Comiso, erano le 4:30, sono tornato ora, durante la strada del ritorno ho incontrato già 3 colleghi che sostanzialmente stavano andando anche loro all'aeroporto di Comiso, dove ho trovato diverse persone, c'era abbastanza confusione di persone e si dovevano imbarcare. Quindi qua c'era tantissima confusione questa notte? Sì, esattamente, qua lo spiazzale era stipato, proprio pieno, zeppo di persone che non sapevano cosa dovevano fare, come dovevano fare, chiedevano informazioni per vedere se c'erano anche gli autobus per poter raggiungere insomma, la destinazione che gli serviva. Beh, direi che è una situazione clamorosa. Ascolta Orazio, prima di tutto, i voli annunciati 2 ogni ora non sono mai partiti. Secondo, le informazioni ai viaggiatori rimasti a piedi sia per la partenza che per il ritorno non sono state date. Me lo confermi quindi? Ancora la situazione è abbastanza questa, diciamo. In realtà dentro al Terminal C c'è ancora tantissima gente che chiede informazione e naturalmente i dipendenti della SAC fanno del loro meglio naturalmente per dare le informazioni, ma non tocca a loro, tocca alle compagnie. Ci diceva un passeggero che addirittura ci sono compagnie che stanno ancora vendendo dei last minute da Catania. Se fosse così, ma noi come dire, crediamo a questo passeggero, sarebbe veramente gravissimo, ma in attesa appunto che vengano previsti questi 2 voli ogni ora, ti dico anche che oggi è però anche il giorno, come dire, dell'amarezza in un certo senso da parte dei passeggeri, i passeggeri di ieri che hanno vissuto quel momento tragico, quel momento nell'incendio, di fumo, di paura, perché tanti hanno lamentato la mancanza dei sensori, delle sirene, il piano di isolamento ignifugo del tetto che sembra essere stato incompleto, un piano di evacuazione che non ha, come dire, forse non era stato approntato in maniera completa. Insomma, tutte queste lamentele ancora oggi, l'indomani, insomma, si sentono circolare tra i passeggeri che sono qui ancora al Terminal C. Grazie Orazio Longo, ritorneremo alle 8:30 con tutte queste
queste come dire, notizie che abbiamo raccolto poco fa. Dunque non partono ancora i famosi 2 voli all'ora che sono stati annunciati, invece non ci sono, nessuna informazione è stata data, avete visto, avete sentito il tassista, su dove ripartire, e quindi grande folla e grande incertezza nel piazzale davanti allo scalo, e inoltre i piani di evacuazione poi quella notte e l'altra notte sono stati estremamente carenti. Ne parleremo fra poco alle 8:30. Intanto passiamo a dato. La Commissione regionale antimafia è andata in trasferta a Messina, occhi puntati sul Consorzio Autostrade Siciliane, uno dei centri di spesa maggiori della Regione Sicilia e al centro di diverse inchieste della magistratura. Attenzione e controllo, riflettori accesi sul Consorzio Autostrade Siciliane, quelli della Commissione regionale antimafia, che oggi è stata a Messina nella sede del CAS per una serie di audizioni, tra cui il presidente Filippo Nasca e l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandra Ricò. Al centro dei lavori della Commissione c'è l'appalto da 10 milioni di euro per il servizio di sicurezza e antincendio nelle gallerie, ma non solo. Ma ci sono altre questioni aperte che riguardano le attività di manutenzione del verde delle autostrade, e poi c'è da capire anche lo stato degli interventi, visto che l'autostrada Palermo-Messina e Messina-Catania sono tra i punti, diciamo, di maggiore difficoltà di questo consorzio nella gestione. Dubbi e sospetti sugli investimenti e sulle procedure alimentati dalle tante inchieste giudiziarie che hanno colpito l'ente, e quindi la Commissione ha voluto sottolineare come l'intenzione è quella di affidarsi al massimo rigore per costruire condizioni di collaborazione. Occhi puntati quindi sugli appalti e sulla gestione del CAS. Il motivo lo ha spiegato lo stesso presidente Cracolici. Questo è uno dei centri di costo più alti della regione siciliana. Ci sono una serie di investimenti, ci sono stati una serie di scandali, ci sono delle procedure con le quali si sono generati molti dubbi e molti sospetti, quindi siamo qui per manifestare non solo l'attenzione ma l'esercizio di una vigilanza permanente nei confronti di questa struttura. Noi vogliamo costruire le condizioni di una collaborazione, ma con il massimo rigore, perché le procedure di gara devono essere procedure di gara vere, non sistemi surrettizi per affidare a qualche amico. Quello che viene contestato, ad esempio, è il ricorso eccessivo alla manutenzione straordinaria con appalti esterni, quando invece si potrebbe intervenire prima e gradualmente con interventi ad opera di personale interno. Sono le 7:34, diamo un'occhiata ai quotidiani siciliani, Angelo. Sì, cominciamo, Michele, evidentemente dalla giornata, dalla notte di passione per quanto accaduto all'aeroporto di Catania. Vacanze in fumo, scrive la Sicilia, denunce polemiche dopo il rogo all'aeroporto di Fontanarossa, la procura per un'inchiesta, riaperto, intanto abbiamo sentito, ma ancora diciamo non operativo. Ma non parte nessuno, riaperto ma non ci sono aerei che partono. La vicenda viene ripresa e nelle pagine interne dal quotidiano La Sicilia, vedete, con Consumatori e le altre associazioni dei consumatori, i diritti dei viaggiatori, c'è l'obbligo di assistenza per tutti. Questo è importante, le associazioni e i consumatori chiariscono obbligo di assistenza per tutti, quindi ieri è stato molto vaga questa cosa e invece oggi, e noi ne vogliamo parlare tra poco alle 8:30. E poi ancora il piano di evacuazione assai carente, i dipendenti dello scalo, sirene e sensori antincendio non si sono attivati, i lavori di isolamento ignifico incompleti, non si fanno uscire i passeggeri con il fumo già incombente. Denunce pesantissime raccolte dal quotidiano La Sicilia. E poi ancora, vedete, sempre sul quotidiano La Sicilia, rotta delle vacanze in tilt, riaperta il terminale C, ma sappiamo, abbiamo detto che ancora non è operativo, la decisione dopo un vertice in prefettura. Ma di questa vicenda si occupa anche Repubblica, Palermo, che scrive: una notte di paura, un giorno di caos, voli di Catania spostati in 5 scali, la sintesi della Repubblica, mentre invece siamo
chiudiamo con la Gazzetta del Sud, rogo, caos, voli e anche calvario dei turisti, paura domenica notte a Fontanarossa, le fiamme si sono sviluppate al Terminal A da ieri pomeriggio, 2 voli all'ora, ma in realtà sappiamo che questi voli ancora stamattina non sono partiti. Della vicenda anche il Corriere si occupa, il Corriere della Sera, Catania, fiamme e caos in aeroporto, indaga la procura, il rebus dei voli sotto la lente dell'impianto antincendio, aerei dirottati su 5 scali, l'ipotesi anche di aprire Sigonella per i voli diciamo civili. Questo per la vicenda legata all'aeroporto di Catania, ma poi le altre notizie, torniamo sulla prima pagina della Sicilia, via D'Amelio, anniversario ad alta tensione, quello che leggiamo, alla fiaccolata in presenza di Meloni risponderà un corteo, il corteo di 13 sigle, questo domani per l'anniversario di via D'Amelio. E poi a Caltanissetta 4 poliziotti di fronte ai PM per l'inchiesta sul depistaggio, evidentemente legato sempre alla strage di via D'Amelio. Poi Facci non avrà il suo programma, bufera sui telecronisti sessisti della RAI sono stati sospesi. Questo per la prima pagina della Sicilia. Torniamo adesso invece alla prima dell'edizione di Palermo di Repubblica. Vedete, si torna a quanto dicevamo prima, cortei, politica e contestazioni. L'Italia divisa ricorda Borsellino. Domani a Palermo Giorgia Meloni, c'è un forse diciamo fra parentesi, la leader anche del PD Schlein, ma l'anniversario è un pretesto, una sorta di sfida a distanza, diciamo così. È un pretesto perché in realtà è un oggetto di scontro politico, poi si fa uno scontro politico. E poi ispettori al lavoro, illusione e beffa per noi siciliani, una lettera che viene pubblicata stamattina dal quotidiano, da Repubblica nell'edizione di Palermo. Anche qui l'abbiamo già visto comunque le vicende dell'aeroporto di Catania, demolite le tombe abusive costruite dai padrini, il caso. Siamo tornati evidentemente alla vicenda del cimitero dei rotoli, di cui ci siamo occupati anche nel corso dei nostri telegiornali. Adesso le pagine interne anche di Repubblica Palermo, perché proprio c'è l'approfondimento sulla politica e i cortei, così Palermo, l'Italia si divide e ricorda Borsellino, il programma di tutti gli eventi che domani celebreranno la strage di via D'Amelio, attese contestazioni alle autorità dopo le tensioni che ci sono state già il 23 maggio scorso in occasione proprio del ricordo della strage invece di Capaci. Sempre restiamo sul quotidiano, sul Repubblica Palermo, blitz contro il welfare mafioso, indagati 5 familiari dei boss detenuti. Per la prima volta la procura li indaga per ricettazione. I soldi che hanno avuto arrivano dal racket delle estorsioni. Quindi una notizia che abbiamo raccontato ieri a TG Sicilia. È un'operazione molto importante. E poi lasciamo adesso anche le pagine di Repubblica, siamo sul Giornale di Sicilia, eccola qui, la prima, si parla di regionali e la domanda è i regionali. Tutti bravissimi con 3 punti diciamo, di sospensione, il massimo dei voti va anche ai funzionari del turismo nonostante il flop di Sicily. Ogni dirigente certifica gli obiettivi raggiunti e come sempre sembra che tutto funzioni alla perfezione, i peggiori ai rifiuti con 80 su 100. Questa è una sorta di classifica, una fotografia di quello che succede alla regione. E poi vedete il personale Raggi X, pochi laureati e il 29,2% ha più di 60 anni, quindi diciamo che il personale alla regione è un po' avanti negli anni. Anche sulla prima pagina del Giornale di Sicilia si parla dell'aeroporto Fontanarossa, giornata di passione, solo 2 voli all'ora dopo l'incendio, ma abbiamo visto che poi non è esattamente così. Migranti, assalto di piccoli gruppi a Lampedusa, 23 gli sbarchi che ci sono stati. E poi questa è una notizia che potrebbe dare un po' di serenità agli abitanti delle isole, c'è stato un vertice da Schifani, più collegamenti con le isole, l'accordo con la Caronte, anche sul Giornale di Sicilia, rotoli abbattuti i primi loculi abusivi costruiti negli anni 90. E ancora
A Porta Nuova, 7 arresti, sotto inchiesta pure i familiari, colpo allo storico mandamento, in tutto sono 20 le ordinanze. È stato contestato per la prima volta il reato di ricettazione perché i parenti incassavano i soldi dei clan destinati ai carcerati, e tra le accuse c'è anche quello dello spaccio di droga, il pizzo e il controllo delle scommesse clandestine. Anche sul Giornale di Sicilia, strage Borsellino, un calendario fitto di manifestazione, domani il 31esimo anniversario, ci saranno diversi appuntamenti, tra questi l'omaggio alla caserma Lungaro, l'orefice celebra la messa alla calza, nel pomeriggio spazi e cortei, Meloni a Piazza Vittorio Veneto. Questo la sintesi del programma delle manifestazioni della giornata di domani. Ora la Gazzetta del Sud, l'apertura è proprio Fontanarossa, l'odissea dei messinesi, racconta dunque quanto hanno patito le persone che da Messina sono arrivate a Catania per partire e quelle che dovevano arrivare a Catania che non sono in realtà poi mai arrivate perché l'aeroporto è rimasto chiuso. Ci sono 2 inchieste, coinvolti complessivamente 120.000 viaggiatori, e poi le testimonianze, il racconto di chi evidentemente ha avuto questa bruttissima disavventura. Un incendio domenica notte al Terminal A provoca la paralisi dello scalo di Catania, chiuso e poi riaperto. Insomma, a singhiozzo si continua ancora a lavorare per una possibile riapertura. Questa notizia la ripetiamo ancora, la rifacciamo vedere, c'è un'intesa con la Regione, da oggi più navi per i collegamenti con le isole Eolie. Questo è importante, molto. Per chi vive sulle isole e chi deve andare anche in vacanza sulle isole, non solo per chi vive, però il problema delle materie prime e degli approvvigionamenti cominciava a pesare. Poi di riforma Nordio si continua a parlare stamattina sui quotidiani. Rimane una polveriera per Rimane una polveriera perché la maggioranza, maggioranza, anche la maggioranza sta in qualche modo, ci sono dei punti di tensione e non solo. Attenzione perché Putin, scrive la Gazzetta, ecco, si vendica perché c'è il ricatto del grano. Una mossa cinica di fronte alle batoste sul campo inflitte a Mosca dalle truppe ucraine. Non rinnova l'accordo e ora si temono delle ripercussioni globali perché a questo punto restano praticamente ferme le navi con il grano che dovrebbero trasportare. Quale sarà il risultato? Guarda nella seconda colonna, milioni di persone pagheranno un prezzo molto alto, cioè il grano continua e quindi di nuovo il caro vita ancora aumenterà. Pensa, l'inflazione frena a proposito di rincari e il prezzo della benzina invece accelera, quindi non solo grano ma anche benzina, perché evidentemente si avvicina anche il periodo delle vacanze e allora improvvisamente il prezzo della benzina incomincia a salire, adesso sta arrivando sino a 2 euro al litro. E poi il fisco, la lotta all'evasione, un atto dovuto ai cittadini onesti. Ruffini la replica al ministro Salvini. E poi 2 notizie per chiudere questa prima parte della rassegna. Alla RAI si mettono pezze, razzismo e sessismo al bando, Facci e cronisti TV delle gare di trampolino, insomma sono polemiche. Facci non potrà fare il programma, questa è un po' la notizia. Sì, è stato cancellato ufficialmente, mentre 2 telecronisti sono stati sospesi, bloccati, raccontavano i mondiali di nuoto, le gare dal trampolino. E poi questa è una notizia che è di grandissima attualità, come possiamo vedere anche oggi, una bolla, diciamo, d'aria rovente sospesa sull'intera penisola, lì è la Sicilia praticamente, è nel pieno di questo abbraccio soffocante di Caronte. Grazie Angelo, facciamo una breve pausa, fra poco i quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia. Alle 7.47, buongiorno Sicilia, ancora tutto fermo a Fontanarossa, a differenza di quanto c'era stato detto ieri, nessun volo è partito dal famoso ormai Terminal C, ma vedremo gli aggiornamenti tra poco alle 8.30 e ascolteremo anche testimonianze di viaggiatori che ieri hanno passato ore complicate. A te Angelo per la rassegna stampa nazionale. Allora, cominciamo dal Corriere della Sera che stiamo già vedendo, i ministri si dividono sulla pace fiscale, il direttore delle entrate
lotta all'evasione. Questa, diciamo, è la sintesi delle attività politiche della giornata di oggi. Frase razziste e sessiste, via 2 commentatori RAI, e poi proprio vedete il tema del caro vita con l'inflazione che scende al 6,4%, continua a frenare l'inflazione secondo i dati Istat riferiti comunque a Posso giugno. dire una cosa? 6,4 non è proprio pochissimo. Però siamo arrivati... È diminuita, sì. però insomma 6,4 non è esattamente pochissimo. Una netta decelerazione ha puntualizzato l'Istituto di Statistica rispetto Loro chiaramente... fanno statistiche, esattamente, giusto? rispetto ai mesi precedenti. Poi, a metà pagina, ne abbiamo già parlato, abbiamo già accennato, Putin si vendica, basta grano. Ecco. Russia fuori dal patto dopo i raid di Kiev al ponte in Crimea, e il mondo adesso di nuovo in allarme. Gli effetti della scelta del Cremlino, l'ONU pagheranno in milioni, Zuppi vola a Washington, quindi la situazione torna di nuovo a essere... I prezzi saliranno un'altra volta da capo. lamentavamo la pasta a 1,50 €, probabilmente continueremo a vedere i prezzi in risalita. Poi caldo tropicale in oltre 20 città, le regole per gli anziani, un vademecum per come affrontare quella che insomma questa bolla di calore che almeno al sud Italia e alla Sicilia permarrà sino alla fine del mese. Attenzione a questa notizia e a questa foto in maniera particolare. Vi ricorderete certamente del Rackete, cioè il capitano di una nave ONG, il vice premier dagli speronamenti alla sinistra, auguri, questo è diciamo la storia. La famosa Rackete. Esattamente, la capitana anti-Salvini, scrivono sul Corriere, ora si candida per le prossime elezioni in Europa. Poi stamattina c'è una curiosità che vorrei sottolineare. Abbiamo parlato del vino che è donna, no? E adesso Nicole Kidman dice: sfido gli uomini, divento anche io una produttrice, e quindi in qualche modo in perfetta sintonia, in linea con quanto sta avvenendo. Siamo adesso alla Repubblica. Il caldo record è l'apertura, la notizia più importante, perché Repubblica dice che il pianeta è in ginocchio, quindi si parla dei cambiamenti climatici, le temperature in Italia oltre 40 gradi, in Cina superati i 52 gradi, questo è quello che riportano i dati della regolazione sul clima. Governo diviso sul fisco, scrive la maggioranza delle tasse, secondo Repubblica, inchiesta su Berlusconi, Forza Italia contro i PM, la figlia Marina perseguitata. È una notizia che in qualche modo si rincorre ormai da qualche giorno. Putin blocca l'accordo sul grano, gli Stati Uniti arma di ricatto, e poi ancora sfregio a Mosca, Kiev attacca il ponte in Crimea. Questa la prima pagina di Repubblica. Vediamo anche le notizie più importanti della stampa di Torino. Il tema delle tasse oggi è ricorrente, pagare le tasse è giusto, a parlare Ruffini, che è il direttore dell'Agenzia delle Entrate, che replica in maniera dura a Salvini. Ci mancherebbe che dicesse che non è giusto, visto il mestiere che fa. Esattamente. E poi c'è un allarme: l'Agenzia delle Entrate ha organici insufficienti, quindi insomma in qualche modo si chiede una maggiore presenza di dipendenti. Un paio di notizie piuttosto significative. Intanto la foto notizia, Rai tuffo nella vergogna, questa è la fotonotizia, e poi i due commenti, Cavernicoli al microfono, il cattivismo contagioso, due riflessioni su come sono state gestite queste telecronache a proposito. Frasi sessiste, razziste, quindi condannate dall'azienda. Poi per quanto riguarda invece Nordio e il gioco delle tre carte, sulla giustizia si continua ancora a discutere sulla riforma, nonostante la presa di posizione, abbiamo visto ieri, di Giorgia Meloni, del Premier. La politica, Marina la Caimana scende in campo, questo è quello che scrive stamattina la Stampa. Non doveva finire con Silvio Berlusconi la guerra dei 30 anni, chiede la sua primogenita Marina, insomma in qualche modo contesta il fatto che il papà sia morto, e ancora ci sono inchieste che lo riguardano. Poi ancora, dal grano ai ponti, la guerra più sporca, quella che c'è in Ucraina,
e sui migranti diceva il patto di Tunisi viola i diritti umani, perché insomma nelle riflessioni fatte anche da Luigi Manconi, questo patto, questa sottoscrizione, questo vademecum che è stato approvato violerebbe quelli che sono i diritti umani. L'approfondimento chiaramente l'invito a leggere nel particolare. E poi Avvenire, come sempre un quotidiano molto diciamo equilibrato, Putin ferma il grano, il titolo di apertura, no di Mosca al rinnovo dell'accordo sulle esportazioni di cereali ucraini, rischio di penuria, il cardinale Zuppi adesso va in missione a Washington, oggi in incontro con il presidente degli Stati Uniti Biden, e l'ONU lancia un allarme, dice messe a rischio milioni di vite, Erdogan comunque resta ottimista, attacco alle porte tra Russia, nel ponte tra la Russia e la Crimea, che è uno snodo cruciale nei collegamenti, quello che è stato fatto. Caldo e siccità negli ospedali, arriva il codice calore, Michele, una nuova, diciamo, un nuovo codice rispetto a quelli che abbiamo visto abitualmente, vediamo bianco, rosso, giallo. Inizia la settimana più ravente, scrive stamattina Avvenire, ci sono 20 città con il bollino rosso e allora c'è l'allerta per i più fragili. Il Ministero della Salute ha introdotto il codice calore al pronto soccorso e attiva anche degli ambulatori territoriali. 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno ci saranno questi ambulatori che daranno diciamo, assistenza. L'intesa con Tunisi, al test delle tutele, si parla sempre di diritti evidentemente anche in questo caso. E poi è un caso, l'ipotesi condono Meloni, più duri con i clan. Queste sono le parole del Premier Giorgia Meloni. Siamo sul Fatto Quotidiano, vediamo cosa scrive. Marina, guerra ai PM, destra e ancora Italia Viva si intruppano, scrive stamattina, diciamo un po' da interpretare questo perché si associa alla maggioranza, intrupparsi per loro è quello. Pizzini alla vigilia dell'interrogatorio di Dell'Utri, che riguarda sempre un'inchiesta nel quale era coinvolto Silvio Berlusconi. La frenata dell'inflazione, ma torna l'incognita grano. Il Messaggero è molto diretto a questo punto. A giugno indice dei prezzi al 6,4, Urso siamo sulla strada giusta, Putin esce dall'accordo sui cereali, pasta e pane, si temono aumenti. Era facile immaginare una situazione di questo genere. Il piano Caronte, eccolo qui, il pronto soccorso, arriva il codice caldo perché le temperature saranno altissime. Anche qui rogo all'aeroporto di Catania, in tilt i voli dei turisti, scrive il Messaggero. Ora andiamo sul Manifesto. Una foto piuttosto forte, come vedete, con tanti disperati che sono in pieno deserto, quello che stiamo vedendo. L'Unione Europea e l'Italia festeggiano la firma dell'intesa con la Tunisia, che dovrebbe fermare i flussi di migranti, ma nel paese le violenze contro i subsahariani non si fermano, centinaia sono ancora abbandonati nel deserto e il Consiglio d'Europa chiede maggiori garanzie sui diritti umani. È impressionante questa foto, chissà che temperatura che ci sarà lì, mamma mia. Noi parliamo di 40 gradi all'ombra, pensa nel deserto cosa vanno a patire. Guerra sulla pace fiscale, le cartelle e i condoni sul Giornale, la proposta di Salvini fa infuriare i tifosi delle tasse, Ruffini agenzia delle entrate più lotta all'evasione. Anche qui speronava navi e aiutava gli scafisti, ora la Rackete la Rackete vuole diciamo l'Europarlamento, la detestano proprio. Meloni mano tesa alle toghe, salvare le inchieste di mafia, questa è la proposta, e la politica sta con Marina, il sistema giustizia è malato. Ma siamo ovviamente sul Giornale. Adesso vediamo una prima pagina, che è quella dell'Unità, sì, che ha come sempre due fatti in primo piano. Meloni stile Minniti, i migranti stronchiamoli a casa loro, questa è diciamo, l'interpretazione. E poi vedete
Marina furiosa scuote il centro-destra, giustizia ingiusta, l'intervento proprio della primogenita di Silvio Berlusconi. Siamo ancora sulle prime pagine, vediamo anche il tempo, la sinistra vuole più tasse, reazioni scomposte di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle alla proposta di Salvini di aiutare i contribuenti, Grillo inventa la gabella per i beni di lusso perché inquinano troppo. Il governo non molla gli evasori, nel 2022 numeri record, recuperati 20 miliardi. Questo è il titolo, e poi vedi questa foto, come sempre è Osho che in qualche modo fa questo dialogo. Ma com'è che dice, ma nemmeno una bella borsa dei vimini invece della Birkin, perché poverina è morta? Non te dico. Questo insomma un po' lugubre. Esattamente, questa è la riflessione di stamattina. Direi che siamo nei tempi perfetti, ci possiamo anche fermare con la rassegna. Come no, grazie. Ci fermiamo provvisoriamente con la rassegna stampa e vediamo subito il tempo. Prepariamoci al gran caldo. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Mane Mazzoleni di Trebi Meteo. Giornata di martedì che vede l'anticiclone africano dominare sulla nostra penisola, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ben oltre le medie del periodo, con punte anche vicino ai 40-45 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda la Sicilia. Anche qui l'anticiclone sarà protagonista, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature che rimangono molto elevate, soprattutto nel corso del pomeriggio, con picchi nelle interne anche vicino, come vediamo dalla grafica, ai 44-45 gradi. Anche le temperature minime saranno elevate, oscilleranno tra i 22 e i 26 gradi. Anche la giornata di mercoledì vede ancora il dominio dell'anticiclone, quindi cieli sereni o poco nuvolosi, temperature che, come vedremo dalla grafica successiva, rimangono decisamente elevati, ben oltre le medie del periodo. Anche nella giornata di mercoledì, nel pomeriggio, potremo toccare punti vicino ai 44-45 gradi. Ma per maggiori dettagli, comunque, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. 44-45 gradi, avete sentito, sono le 7:59, questo è Buongiorno Sicilia, con noi ci ha raggiunto Carmelo Cadì, che è vicepresidente nazionale di Consumatori, perché naturalmente con questo caldo pazzesco uno che fa? Va al mare, lo faceva fino ad ora, dove andava? Andava negli stabilimenti, ma oggi è diventato abbastanza complicato, quasi un privilegio per chi si può permettere la spesa dell'ombrellone, della sedia d'aria, tutto quanto, per non parlare poi di cibi e bevande che ci sono naturalmente negli stabilimenti. Infatti molti hanno già deciso scelgono di andare nella spiaggia libera. Vediamo cosa ci raccontano e cosa hanno visto. Naomi, Il mare è calmo. Certo, bello. Comodo soprattutto, Ma come ci siamo finiti qua sopra, come? Dai, il mare è ottimo. Ci prendiamo il sole, ci rilassiamo. Siamo a mare. Beh, effettivamente potremmo fare anche le linguine allo scoglio. Vabbè, mi butto io, è meglio forse. Ai ai, ai 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 ai. E infatti vedete che sono in tantissimi ad avere scelto, come avete visto nell'ultima immagine, di stare sugli scogli, di stare sulla spiaggia libera. Ci ha raggiunto Mario Fazio, presidente territoriale CNA Balneari Catania. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. 40-50 euro per stare, diciamo così, sdraiati al mare, non sono tanti. Allora, guardi, si deve considerare la situazione reale. Ci sono prezzi e prezzi e questi prezzi sono riferiti a determinate strutture. Io che faccio parte del CNA le posso dire che già nel periodo prestagione ci siamo sentiti, la CNA ha fatto uno studio e l'intenzione di noi associati era di mantenere i prezzi bene o male come il 2022. La maggior parte di noi, più del 50%, ha mantenuto i prezzi, qualcuno ha aumentato intorno al 10%, ma siamo aspetti, sentiamo Calì un momento, più di qualcuno, no?
Sì, diciamo che è un aumento generalizzato, è la solita storiella, ogni anno ci dicono che c'è un motivo per cui hanno fatto gli aumenti, ogni anno c'è l'aumento, il 10% era quello in qualche modo annunciato, anzi se vogliamo essere chiari, quello annunciato a inizio stagione era di percentuale inferiore, adesso siamo a aumenti che vanno oltre il 20% se non il 30%. Ed è un fenomeno non isolato ma generalizzato. Lei può fare altri esempi di rincari? Ma rincari, diciamo, per esempio noi abbiamo avuto segnalazioni di rincari da 25 a 35 per dire. Per lettino, ombrellone, 2 lettini e un ombrellone per una giornata. Allora questo significa che c'è un palese aumento dei servizi che non è giustificato, perché il problema è sempre qui. È giustificato questo aumento? In virtù di che cosa è giustificato? Si fanno generici aumenti, è chiaro che il consumatore quando arriva a mare, quando arriva al lido, o bere o affogare, scusatemi l'espressione, perché a quel punto non torna indietro, è costretto e quindi poi magari... Fazio, dovuti a che cosa questi aumenti? Sono giustificati? Guardi, No? Sembra di no proprio, non è come dice il signore. Bisogna fare una distinzione chiarissima. Se i bagnanti preferiscono determinate strutture alla moda che presentano delle caratteristiche specifiche, e allora gli aumenti ci sono perché gli imprenditori si trovano nella situazione di dover presentare dei locali all'ultimo grido. E allora c'è questo aumento perché ci sono sempre dei costi spropositati sulle materie prime. I costi spropositati? Mi scusi, dicendo... No, mi scusi, adesso intervengo io, mi scusi. Sta dicendo, se io vado in uno stabilimento alla moda devo pagare cifre enormi. Cosa c'entrano i costi delle materie? Non c'entra niente. Allora, è una scelta che fate voi, no? Perché che differenza c'è fra uno stabilimento che non è di lusso, fra uno stabilimento che voi non considerate di lusso? È semplicemente una vostra decisione. Non è così. E allora, guardi, nel momento in cui lei fa un giro nelle diverse strutture, perché ogni stabilimento balneare ha delle caratteristiche peculiari, se lei si sposta nelle strutture che io rappresento, nella zona del Catanese, che va dalla Cese fino alla foce dell'Alcantara, lei trova delle strutture che sono state pensate esclusivamente per la fruizione del mare. Quindi se lei viene da me, questi numeri, o da me o dai miei colleghi, questi numeri che si stanno parlando non esistono. Non ci sono. Noi siamo... No, si va dai 15 ai 20 euro. Vengo da lei, mi dica dov'è che devo venire, così allora, almeno vengo con la mia famiglia. Vengo di Fondachello e troverà questi prezzi. Fondachello è bellissima. Risponda lei per favore. Allora, diciamo, questi aumenti sono al contrario generalizzati e coinvolgono sia le strutture, chiamiamole così, di più qualità particolare, con servizi particolari, e sia quelli normali, chiamiamoli così, visto che è stata introdotta, questa distinzione. Giustificati o no? No, sono ingiustificati, perché allora noi vogliamo cominciare a parlare di quando i concessionari pagano allo Stato per avere questi spazi, che sono delle somme, non dico irrisorie, ma ridicole. Vogliamo cominciare a parlare di questo? Vogliamo cominciare a parlare del fatto che comunque nei servizi annessi, ristorazione, bar, eccetera, si gioca tutto il guadagno e quindi diciamo, le eventuali spese si rientra abbastanza, non si rientra dalle spese con questi servizi, si guadagna bene, e quindi allora quello che è un servizio, vogliamo cominciare a parlare, e questo con le istituzioni, del fatto che sono poche ancora le spiagge libere che i comuni potrebbero attrezzare con docce e bagni, in modo che chiunque vi abbia. Chi è che fa pressione sulle istituzioni perché i comuni non attrezzano le spiagge in questo modo? Chi è che ha interesse che le persone vadano o in spiagge sporche, se non pericolose, o nei lidi? Allora, la terza alternativa, perché non la si pratica? Vogliamo discutere di queste cose? Fazio, cosa replica?
ha qualcosa da questo non è un replicare? argomento che tocca a noi e credo che ci stiamo allontanando dal discorso. Ma non mi pare, cui... non mi pare. Ma non mi guardi, pare. il discorso delle spiagge libere è un discorso ben preciso. I comuni hanno delle norme ben precise che sono regolate dalle linee guida regionali e si parla del 50% di strutture private, stabilimenti balneari e il 50% di spiagge lasciate ad uso pubblico. Il problema dell'attrezzare le spiagge libere non è una cosa che riguarda gli stabilimenti balneari. Infatti, allora, ma questo non cambiamo discorso, mi scusi, non cambiamo discorso. Perché no, ha detto un'altra cosa, perché devono aumentare cibi e bevande negli stabilimenti? Che c'entra? Allora guardi, ogni stabilimento adotta le proprie linee, ognuno... Che bello! Certo, c'è chi fa la scelta di avere uno stabilimento con prezzi accessibili per dare la possibilità, che ripeto, io parlo per le strutture che sono nella mia zona, io non posso parlare per le strutture che si trovano in altre zone. In ogni caso, siccome si va sempre sul discorso di sfruttare il breve periodo della stagionalità, ci sono molti imprenditori che possibilmente utilizzano il criterio di aumenti spropositati, ma questo guardi succede. Questa è una missione importante, però guardi, questa è importante che lei lo dica, una giusto situazione che succede in tutti i posti. Poi, se lei si sposta ora nei luoghi di moda, noi dobbiamo capire anche che questi aumenti sono appunto, viene confermato che ci sono degli aumenti ingiustificati, però è anche, dobbiamo capire anche un'altra cosa, che c'è un aumento di fatto, un salasso di fatto che è costituito dal divieto in alcuni lidi di portare cibo in spiaggia da parte dei personali, e questo non è consentito, cioè non è consentito il divieto, anche se io vado nel lido ho diritto di portare con me il cibo, quindi nessuno mi può vietare, e noi ancora oggi abbiamo segnalazioni di persone che si sono sentite anche, diciamo, umiliate davanti a tutte perché è stato contestato loro di aver portato il pranzo da casa, che poi aggiungo, c'è anche l'obbligo della consumazione inclusa nel biglietto, cioè quando tu entri al lido c'è una, che ne so, 20 euro obbligatorio di consumazione, sto facendo un prezzo, oppure 25 euro, c'è anche questo. Quindi... Però questo non vuol dire che uno non si possa portare da casa la schiscetta con le sue cosette per mangiare. Allora, poi sappiamo benissimo quanto costa un semplice panino, non le altre cose. Una famiglia di 4 persone quanto deve pagare per pranzare. Chiariamo una cosa, nessuno ci può vietare in qualunque stabilimento di portare nostra roba da mangiare o da bere. Il divieto è illegittimo. C'è una legge che così magari... Non c'è nessuna previsione. Ci mancherebbe, siamo in un territorio libero. Nessuna disposizione di legge che vieta. Ma ci mancherebbe, siamo in un territorio libero. E non può essere il gestore del lido a imporre queste regole. Ma chiamiamo la Guardia di Finanza. Non è questione di Guardia di Finanza. Viviamo in un paese libero dove si ognuno fa un fa quello che vuole. alla Capitaneria di Porto. Andiamo avanti col resto invece. Questa è una prima cosa che abbiamo chiarito. Uno si può portare da casa quello che vuole. Torniamo agli stabilimenti, torniamo agli ombrelloni e ai lettini. Sì, allora questo anche qui il prezzo è eccessivo, anche se è a macchia di leopardo, però non è, il fatto che sia a macchia di leopardo non significa che non c'è l'aumento, l'aumento c'è e c'è a macchia di leopardo, ognuno fa il suo tipo di aumento, quindi alla fine il consumatore comunque viene vessato, e poi non ci sono, diciamo, poi queste potrebbero essere anche delle formule famiglia, perché è chiaro, se una famiglia, ripeto, il classico esempio della famiglia di 4 persone deve prendere 2 ombrelloni e 4 lettini se vuole avere una giornata dignitosa, che corrisponde a una spesa che significa di 50, 60, 70, 80, bisogna vedere quanto chiedono per un lettino, quindi in ogni caso c'è una duplicazione, cioè non c'è neanche un prezzo che può essere giustificato per le famiglie, no, ogni persona deve pagare un dotto, e quindi ripeto, questo è sproporzionato rispetto ai costi che pagano per le concessioni demaniali i gestori dei lidi. Sono delle somme, lo ripeto, più
più ridicole che irrisorie. E allora su questa cosa non si può giustificare, perché si paga poco. Io sono il primo a dire che l'imprenditore deve essere legittimamente pagato per il suo lavoro e per il suo rischio di impresa, però nessuno può andare ad applicare prezzi, che i prezzi che la Regione applica ai gestori devono essere i gestori con la stessa diciamo, dignità, applicarli ai consumatori. Le do un'ultima chance, proponete soluzioni calmieratrici, perché vista la situazione... il signor Calì fa un discorso mi sembra molto teorico, perché io le posso dire che noi nelle nostre strutture continuiamo a ricevere delle telefonate o ormai sui siti internet ci sono tutti i prezzi, e chi viene nei lidi già è a conoscenza delle condizioni e dei prezzi che trova. Per il discorso degli alimenti entrati nei lidi vi posso dire che nella nostra zona noi non mettiamo questo vincolo, quindi o a meno che c'è qualche struttura, però non si può generalizzare in questo modo, facendo passare i balneari come dei vampiri che aspettano all'ingresso le persone e le famiglie per rubare soldi per entrare nei lidi. Questo io non l'accetto completamente. Giusto, però anche la segnalazione... mi scusi, mi faccia finire il mio pensiero. Invece di fare un discorso teorico montato su dati sentiti o raccolti in modo diciamo diverso dalla percezione personale, dovrebbe fare un giro sulla costa. Se il signor Calis va al centro del Lido Inn troverà queste condizioni. Se lui va nei lidi dove sono già preparati per accogliere le famiglie, troverà che ci sono i pacchetti famiglia che lui non cita, troverà che noi facciamo uno sconto per le famiglie, che chi prende 2 ombrelloni che servono per la famiglia, il secondo glielo facciamo pagare la metà. Ma tutte queste cose non possono essere generalizzate, queste vanno sempre nella sensibilità dei gestori dei lidi. Poi si ritorna sempre al discorso del costo irrisorio della concessione, come se il lido è solo il costo irrisorio della concessione. Guardi, io mi ritrovo a essere qua ad affrontare la stagione 2023 dopo aver affrontato una mareggiata il 22 maggio che ha distrutto tutti i lidi della costa, e noi a nostre spese, a nostro carico, abbiamo ricostruito tutte le strutture non facendo gravare di 1 centesimo il prezzo degli ombrelloni. Quindi mi sembra più un discorso fatto a difesa del proprio ruolo. Ma chiudiamo con Calì. Ma diciamo che l'aumento ingiustificato è generalizzato, e qua nessuno fa discorsi teorici, noi facciamo qua discorsi pratici che hanno incidenza nelle tasche dei consumatori. Quello di cui stiamo parlando non è teoria, è prezzi salati che vengono applicati e vengono applicati da tutti e in maniera a tappeto. Quindi poi c'è chi ha aumentato in maniera ingiustificata in una certa misura, chi lo ha fatto in un'altra misura. In ogni caso ci sono aumenti ingiustificati. Questa è la questione. Se vogliamo negarla, la neghiamo. Va bene, rimaniamo così, la contraddizione è aperta. Ovviamente i punti di vista sono molto diversi, noi abbiamo un tempo limitato, ringraziamo i nostri ospiti e adesso dovremo cambiare argomento. Intanto facciamo una breve pausa e poi parleremo di donne e mafia. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo di donne di mafia, lo facciamo con 2 professioniste, l'avvocato Maria Chiara Monte, che è un avvocato penalista ma segretario dell'Associazione delle Donne Giuriste in Italia, e con la collega Laura Di Stefano, che è una giornalista della Sicilia. L'avvocato Chiara Monte ha recentemente promosso insieme con Laura un convegno intitolato appunto Donne Criminali. Questa associazione che lei presiede ha tirato fuori una serie di cose. Che cosa avete scoperto?
Ma innanzitutto abbiamo scoperto l'incidenza della donna criminale in Italia che, devo dire, si è mantenuta sempre costante. Siamo intorno al 10-12% rispetto, ovviamente stiamo parlando di dati di denunzie, e quindi diciamo si mantiene su questa. Ci sono sempre state, quindi? Sì, ci sono sempre state. A questo proposito mi consenta di dire una cosa. La donna criminale, come appunto donna delinquente, è una figura che è abbastanza recente nella criminologia, nel senso che per parecchio tempo la scienza criminologica ha ritenuto che la donna fosse incapace di delinquere, nel senso che proprio per la sua inferiorità sia fisica che psichica potesse al massimo sbagliare. Anche su questo veniva considerata inferiore. Esattamente, pazzesco, quindi poteva pazzesco. al massimo sbagliare, Esatto. Questo sbaglio poi si ripercorre, questa diciamo concezione si ripercuoteva anche sulla esecuzione della pena, perché le pene venivano eseguite non già in un carcere ma in collegi che erano supervisionati da suore, perché appunto si vedeva la donna come la donna che aveva sbagliato, tutt'al più poteva essere un'isterica. Esatto, un'isterica, tutt'al più voleva essere. Sì, ecco. Assolutamente, un'isterica, e quindi in questo senso veniva accompagnata nell'esecuzione di questa pena. Poi, invece dal 1970 in poi diciamo che è cominciato un movimento che vogliamo dire di liberazione della donna criminale, nel senso di riconoscimento, perché in passato si riteneva che la donna fosse incapace di volere. Sappiamo che nel reato la cosa fondamentale appunto è questa volontà. Si è appunto a quel punto, dico, nel secolo scorso, anni 70, rivisto questa concezione, quindi la donna può essere considerata un delinquente come tutti gli altri. Ed è così in Cosa Nostra, nelle organizzazioni mafiose? Allora, noi dobbiamo distinguere, dobbiamo fare dei distinguo, perché se noi prendiamo, diciamo, facciamo uno schema del tipo di reati che vengono commessi dalle donne in maggiore quantità, abbiamo al primo posto i reati predatori, cioè i reati contro il patrimonio, poi anche i reati di frode informatica, che se vogliamo... Ma esattamente come gli uomini? No. No? No, non è così. Perché Sto parlando come numero di reati commessi dalle donne, cioè la donna, diciamo che la maggior parte dei reati che commette sono questo genere di reati, anche considerando il fatto, per esempio, i reati informatici che vengono commessi normalmente da casa, quindi anche, diciamo, come dire, la situazione è più... E poi anche per una capacità maggiore probabilmente della donna in questo campo. Un altro punto importante che è venuto fuori da questo incontro è stato quello della detenzione femminile, perché è veramente un mondo a parte. Detenzione femminile che significa anche maternità, quindi tutela del minore, e quindi abbiamo verificato quale fosse la situazione delle carceri in Italia. Noi abbiamo solamente 5 carceri destinate alle donne, che sono quello della Giudecca, di Roma, adesso non ricordo quali, e poi abbiamo una serie di sezioni femminili dislocate sul territorio. Questa è una cosa molto importante, perché ovviamente consente di non recidere completamente i legami tra la detenuta e la famiglia di origine. Noi sappiamo che il principio fondamentale dell'ordinamento penitenziario è la territorialità. Laura Di Stefano, ci ricordi quali sono i personaggi delle organizzazioni mafiose di cui abbiamo sentito parlare nelle cronache, diciamo? Io partirei da un dato, ho fatto una ricerca con il DAP, intanto in Italia abbiamo sui 730 detenuti al 41 bis. Cos'è il 41 bis? Isolamento. Il carcere duro riservato ai criminali più spiccati, diciamo, col pedigree più spiccato. Il 41 bis tenta di tenerli lontano e quindi di evitare qualsiasi tipo di direttiva dal carcere. Purtroppo le inchieste ci dimostrano che questo non sempre accade. Ebbene, su una popolazione di oltre 730 detenuti al 41 bis, 12 sono donne. La cosa giornalisticamente curiosa è che tutti sono nel carcere dell'Aquila, che è famoso da gennaio perché ospita il Messina Denaro, e quindi tra queste donne al 41 bis non c'è una donna di Cosa Nostra siciliana, sono camorriste, 'ndranghetiste e terroriste. Questo non vuol dire che che Cosa Nostra siciliana non abbia avuto e non abbia donne emergenti, madrine le chiamerei, Ninetta nella Bagarella, mafia. Ninetta Bagarella è la moglie.
diciamo la moglie di Totò Riina un po' rappresenta, visto il fratello, rappresenta un po' la fascia stragista di Cosa Nostra, ma abbiamo avuto un arresto importante ultimamente. Rosalia Messina Denaro, vedete il cartello che è lì sopra, lo vedete? Sì, sorella del boss mafioso. Ma abbiamo anche personaggi catanesi rilevanti. A proposito di ambito stragista catanese, Santo Mazzei è un uomo d'onore proprio fatto uomo d'onore dai corleonesi. La moglie Rosa Morace ha avuto una condanna proprio qualche giorno fa definitiva e si è costituita al carcere di Pisa. Quindi la moglie di Santo Mazzei, il nostro uomo stragista, è stata condannata per associazione mafiosa, e quindi ultimamente c'è stata una sparatoria a Catania, in via Negrelli, e c'erano le mogli di personaggi importanti del nostro comparto mafioso, nuove leve, che andavano a rappresentare che quello sgarro, quelle botte a quell'uomo che era diciamo il genero di un personaggio importante, di una roccaforte dei Santa Paola, non doveva essere toccato. È andato lì accompagnato dalle sue donzelle, e c'è questa... Le donne oggi spalleggiano. Assistevano ma non partecipavano ovviamente allo scontro a fuoco. No, sono state arrestate per concorso. La domanda è questa, quindi con questa presenza che voi avete analizzato e che però in parte c'era già, la mafia sta cambiando, è cambiata, cambia? No, io direi di no. Intanto volevo aggiungere, se mi permetti, Laura, un personaggio, Filippa Messina, che è stata la moglie di Centorrino, che è stata la prima donna al 41 bis. Quindi stiamo parlando che anche il fatto che oggi non vi siano delle donne di mafia al 41 bis non significa nulla, come sottolineava. La mafia non sta cambiando, a mio avviso. Perché? Perché noi vediamo che le donne che acquistano sempre più potere all'interno delle famiglie mafiose lo acquistano in un momento di crisi, lo acquistano nel momento in cui il boss, marito, padre, figlio è detenuto. Quindi in quel momento il ruolo della donna, ce ne abbiamo visto in diversi processi, è sostanzialmente un ruolo di supplenza che può essere più o meno importante, perché noi abbiamo casi Giusy Vitale, voglio ricordare, nei quali appunto non solo si è mantenuto, come dire, il rapporto con la persona detenuta, ma al di fuori la donna moglie, madre o sorella ha acquistato un potere che le è stato riconosciuto dagli stessi associati. Ma questo non significa, dico, questo è un punto secondo me importante, non significa che la mafia sta cambiando. La mafia è e rimane una società di tipo patriarcale, quindi diciamo che è una sorta di concessione, di necessità che consente appunto alle donne che fino a quel momento erano rimaste nell'ombra, ma questo non significa che non avessero un ruolo importante all'interno, ma che consente di venire fuori con la loro personalità, ma sempre all'interno di una società di tipo patriarcale. Dove l'uomo comanda lui, decide lui. Assolutamente. Questo cambia o no in parte la possibilità, almeno in parte, la possibilità che, perché c'è un'offensiva molto forte, grazie al cielo, da parte delle istituzioni, da parte delle forze dello Stato, la magistratura, la polizia hanno da poco arrestato Messina Denaro, il mito dell'impunità è finito ormai nella polvere, diciamo così. C'è la possibilità che come dire, con questa presenza femminile si possano aprire varchi nuovi per una collaborazione con le forze della polizia, con la giustizia? Nella mia esperienza giornalistica, nella mia esperienza purtroppo di carte giudiziarie, molte volte è la donna che addirittura frena la collaborazione della giustizia. Sì, c'è un caso particolare, ad esempio, di un ergastolano di Belpasso che voleva da tempo collaborare con la giustizia e a un certo punto veniva denominato lo spazzino del Malpassodo. Per farvi capire il suo ruolo negli anni 90, lui era quello che faceva sparire nella sciara di Belpasso e Piano Tavola i
diciamo, le ceneri dei tanti cadaveri. Mamma mia. Questo era il suo ruolo. Dopo 26 anni di ergastolo è uscito ed è diventato il reggente del gruppo di Belpasso di Cosa Nostra. A un certo punto però c'è un omicidio, con il sistema, addirittura lui pensava di uscire e ritrovarsi negli anni '80, invece tutto il mondo un po' era cambiato. Invece lui, c'è una situazione con un imprenditore, lo uccidono, lo bruciano, tant'è che c'è stato un processo, e lui, quando aveva avuto paura dell'ergastolo, a un certo punto decide di collaborare. Ma a un certo punto però questa cosa viene frenata dalla moglie, perché c'è una... Addirittura? Sì, viene frenata dalla moglie e poi fortunatamente ricambia idea. L'ultima domanda che vorrei fare all'avvocato. Però molte volte è la donna che ha più polso. L'avvocato Piero Monte, essendo ancora rimasta intatta la struttura patriarcale della mafia e delle mafie, malgrado questo ruolo che avete descritto così bene, in maniera anche impressionante, che abbiamo sentito fino ad ora, c'è la possibilità, diciamo, perché dire, la mafiosità si continua a trasferire in famiglia? Sì, infatti lei ha toccato un punto molto importante, perché? Perché quando io dicevo che la donna assume il ruolo di supplenza nel momento in cui c'è, insomma, il marito o il padre che è detenuto, ma le dicevo che lavora nell'ombra, perché il compito della donna all'interno della mafia, secondo me, è fondamentale nel perpetuare quelli che sono i principi, quindi nell'educazione dei figli. I disvalori delle mafie. Quindi perché l'educazione dei figli, come dire, anche il fatto stesso di accompagnare figli minorenni al carcere a trovare i propri genitori, allora io non voglio dire, è assolutamente legittimo, assolutamente, guai se io dicessi ci mancherebbe, però il fatto ha questo ruolo importante, che è quello all'interno della propria famiglia, così come all'interno della famiglia allargata, in senso di perpetuare determinati valori o disvalori secondo il punto di vista. È anche un risultato importante che avete acquisito in questa vostra indagine. Vi ringraziamo molto. Laura Di Stefano, collega della Sicilia, e l'avvocato Maria Chiaromonte, che è anche segretario dell'Associazione Donne Giuriste in Italia, e che avete fatto un lavoro veramente importante che ci fa capire tante cose su Cosa Nostra, che non cambia, però ha una serie di, come dire, di aspetti che spesso trascuriamo. Ci fermiamo per qualche minuto, poi torneremo a Fontanarossa con un nuovo collegamento e con una serie di testimonianze di persone che hanno subito i disagi e continuano a subirli. Intanto vi ricordiamo che, a differenza di quello che è stato detto ieri, il Terminal C non ha riaperto, non c'è nessun volo che ha ripreso da Catania. Brutte notizie. State con noi, buongiorno Sicilia, a dopo. 8:36, buongiorno Sicilia. È tornato Carmelo Calì, che è vicepresidente nazionale di Confconsumatori, che ha parecchie cosette da dire a proposito di quello che non ha funzionato e continua a non funzionare per l'assistenza ai passeggeri, che dall'altra notte sono nei guai a Fontanarossa e non sanno come arrivare a Catania o come partire da Catania, e che non sono stati assistiti come avrebbero meritato in una fase di emergenza, quando era scoppiato l'incendio. Intanto con Orazio Longo mi collego immediatamente con Fontanarossa per sapere se non funziona ancora il Terminal C e non è partito nessun aereo, a differenza di quanto ci hanno raccontato ieri. No Michele, non è partito nessun aereo, il Terminal C non funziona ancora. Un aereo in realtà è partito questa notte, ma era un volo speciale, era il volo che andava a Casablanca, che era un volo speciale, però ed è l'unico. Esatto, quello là è partito questa notte alle 3 con 24 ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Per il resto sono fermi. Tra l'altro, tra le varie cose che mancano per attivare questo Terminal C, banalmente manca internet, banalmente manca un collegamento internet, e quindi insomma non possono operare le compagnie. Che vuol dire manca un collegamento internet? E poi passiamo alle testimonianze. Manca il collegamento
Sì, manca il collegamento internet per far partire le compagnie, perché le compagnie possano operare sui terminali. Non hanno come fare in questo momento. Non hanno la tra lista le varie cose passeggeri, che mancano. non hanno la possibilità di fare non hanno gli imbarchi, niente. esattamente. Cioè siamo all'anno zero. Niente. Allora, Orazio, rimani lì un attimo, ma perché per è un favore. terminale che era in disuso? Scusa Orazio, aggiornaci fra poco con altre notizie o altre testimonianze, tutto quello che vuoi, ma intanto io vorrei dare la parola a Giorgia Lodato che è in collegamento. Ecco, è sull'aereo. C'è riuscita? Quanto ci ha messo? 24 ore per salire su quell'aereo? Praticamente sì, 24 ore. Sono stata ieri tutto il giorno alle Nate, ho conosciuto Tenga un sacco fermo di il persone, telefono, quindi- tenga fermo il telefono. Sì, scusate, grazie. sono ecco qua in fase di Quindi decollo, lei si spera, doveva partire da Linate ieri e che è successo? Allora, ieri avevo il primo volo alle 3, per Catania ovviamente cancellato, ce l'hanno riprotetto alle 21:35 per Comiso, cancellato anche quello, quindi alla fine si andava poi lì in biglietteria e come a sorte, diciamo, quello che ti capitava, ti proponevano, quindi c'è chi ha preso il volo per domani, c'è chi l'ha preso per venerdì, giovedì, chi è tornato a casa, chi ha fatto scalo a Roma, insomma ci sono state varie combinazioni. Adesso a che ora vi hanno insomma, annunciato la partenza? A che ora hanno annunciato la vostra partenza? Di oggi? Dov'è lei? Dov'è lei? Su un aereo che sta per partire, Io no? sono a Linate e adesso sono in aereo per Palermo, destinazione A Palermo. che ora vi hanno Quindi detto che l'avventura parte? continua. A che ora vi hanno detto che parte l'aereo? No, sta partendo puntuale, Sta diciamo, partendo dai. poco. Vabbè, con un giorno di ritardo si può fare. Grazie, buon viaggio. Grazie, buon viaggio. Mi spiace per la sua vacanza. Andava in vacanza, immagino. Vabbè, No, per fortuna tornavo, quindi va bene così. Vabbè, un giorno mille. un giorno di ritardo. Magari chiamerò Carmelo poi per avere dei consigli. Certamente, Carmelo Calì, che è vicepresidente nazionale di Confconsumatori, già si aggrappano a lei, hanno ragione. Vediamo chi c'è ancora che ci può raccontare qualcosa di interessante. Prima di avere in collegamento di nuovo il nostro Orazio con il dirigente qua degli aeroporti. Fabio Testini, c'è per favore? Agente di viaggio che anche lui ha da raccontarci qualcosa. Ci racconti brevemente la sua esperienza. Eccomi. L'esperienza è stata, devo dire, alquanto negativa. Sia per la difficoltà di contattare le compagnie aeree, sia per l'assistenza ai passeggeri che non sono stati adeguatamente aiutati. Poche idee ma confuse da parte di tutti, alla ricerca di autobus alternativi per i trasferimenti dagli aeroporti dove sono stati posizionati gli aeromobili, quindi Palermo, Comiso, quando sono stati riposizionati. Certo non è stata una bella situazione e continua a non esserlo ancora. Quindi, grazie mille, devo essere telegrafico con lei perché stiamo facendo aspettare Nico Torrisi che è amministratore delegato della SAC e giustamente deve avere il diritto di poter replicare alle osservazioni, ai guai che hanno subito i viaggiatori. Sentiamo ancora Federico Scalisi e Chiara Vizzini che dovevano viaggiare da Malta, non so dove sono finiti, se sono riusciti a partire. Mi sentite? Sì, metti il microfono vicino alla bocca per favore. Allora, prego. Sì, buongiorno a tutti. Allora, noi avevamo un volo da Malta domenica sera, il volo non è partito, siamo rimasti 2 ore circa all'interno dell'aereo, all'interno dell'aeroporto di Malta, siamo stati dirottati successivamente a Palermo, da Palermo Ryanair aveva garantito i pullman per poterci riaccompagnare a Catania. Noi questi pullman non li abbiamo mai visti, non solo noi ma giustamente tutte le persone che erano state dirottate a Palermo, ed erano tantissime. A nostre spese abbiamo raggiunto Catania attraverso un treno, siamo arrivati al Dittaino perché poi la linea non è continua per i lavori che ci sono nel tratto Dittaino-Catania, lì abbiamo aspettato un altro pullman che non era
pronta ad ospitare tutti i passeggeri del treno, e poi siamo arrivati alla stazione centrale di Catania e con l'autobus abbiamo ripreso le nostre automobili all'interno dell'aeroporto di Fontana Rossa. Quanto è durata la vostra odissea? Quante ore è durata? Allora, guardi, noi avevamo il volo da Malta alle 23:50, siamo arrivati all'aeroporto di Catania verso le 12:15. Quindi dalle 23:50 sono 13 ore circa di viaggio. Vediamo se Orazio Longo ha perso il suo interlocutore, mi pare. Vai, Orazio, da Fontana Rossa in diretta. Sì, Michele, purtroppo Nico Torrisi è stato chiamato da altri impegni, in questo momento capisci bene qua la situazione è in continua evoluzione, ci ha dovuto momentaneamente abbandonare. Mi dispiace, ha molto da fare in questo momento, lo capiamo naturalmente, ha molto da fare, certo. Se ritieni opportuno in questo momento, visto che stai raccontando un po' di testimonianze, io ne ho una singolare questa mattina, capitata a 2 studentesse che dovevano andare a Bologna, se vuoi c'è il contributo. Certo, come no, ascoltiamo. Allora, voi dove dovete andare? A Bologna. Bologna. Sì. Abbiamo un volo per le 9:40, non abbiamo avuto notizie fino ad adesso, sono le 7:45 e hanno appena cambiato, cioè non è arrivata nessuna mail, non è arrivata nessuna comunicazione, semplicemente guardando dall'applicazione è cambiata l'aeroporto di partenza. Che non è più Catania, ma è Trapani. E noi non sappiamo come arrivare a Trapani adesso perché sono le 7:45 e il volo sarebbe tra 2 ore. voi dovreste fare l'imbarco fra? Pochissimo, alle 9:40, quindi tra 2 ore. Chiude. Sì, alle 9:10 chiude il gate. Sì. Quindi Orazio, facci capire, queste 2 giovani viaggiatrici non arriveranno mai a Trapani, com'è? Credo proprio di no, insomma, purtroppo queste sono le comunicazioni che arrivano da alcune compagnie, cioè anzi le non comunicazioni o se vogliamo dire le comunicazioni surreali che arrivano da alcune compagnie. Ci sono altri casi dove addirittura il gate è ancora il numero 7 di Catania, che chiaramente è chiuso, il terminale è chiuso perché come sappiamo c'è stato l'incendio. Forse esageriamo dicendo che si tratta di una catastrofe. Sì, certamente c'è un problema evidente sulla base di quello che sta emergendo, che oltre all'incendio c'è in questo momento il sistema non è in grado di approntare le adeguate risposte ai passeggeri, perché è chiaro che il primo diritto negato è quello all'informazione, perché i passeggeri in questo momento non stanno ricevendo nessuna informazione e quindi il primo diritto negato purtroppo è questo. Poi certamente c'è il problema di garantire quelli che sono i diritti, perché i passeggeri, questa è una circostanza eccezionale e quindi i passeggeri non possono reclamare la cosiddetta compensazione pecuniaria che è un indennizzo, però hanno diritto all'assistenza, quindi hanno diritto, se il volo viene riprogrammato, chiamiamolo così, a causa dell'evento su un altro aeroporto, hanno diritto di essere trasportati con mezzi che deve approntare la compagnia nel luogo di partenza. Se poi questo non avviene. 3 elementi molto gravi che sono venuti fuori fino a questo momento. Tutte le disfunzioni nella fase di allarme durante l'incendio che sono state denunciate con una serie di testimonianze che abbiamo raccontato anche noi stamattina. Informazioni carenti, assistenza praticamente negata. Vediamo se corrisponde a quello che ha vissuto Chiara Vizzini, che doveva partire da Malta, mi pare, è giusto Chiara? Sì, buongiorno. Dovevamo partire da Malta, come raccontava il mio amico prima, alle 23:55. Tuttavia, non appena abbiamo effettuato le operazioni di imbarco, ci è stata negata la possibilità di partire, anche perché non era chiara la situazione, l'entità del danno. E ci era stato detto che saremmo ripartiti all'1:30 per atterrare a Catania. Chiaramente così non è stato e siamo stati invece dirottati su Palermo. Da lì un'odissea, perché non c'è stato garantito alcun mezzo né a noi né a tutti gli altri voli che sono atterrati su Palermo. E da quel momento poi ci siamo attrezzati autonomamente tramite treni, autobus, taxi per poter raggiungere Catania, ma 13 ore dopo rispetto all'orario previsto. Adesso dove si trova? È riuscita alla sua meta? Sì. È riuscita a ottenerla? Quanto ci ha messo, scusi? Fortunatamente sì, 13 ore.
13 ore, beh, sarei diciamo, dovuta atterrare con una carrozza con una carrozza a cavalli forse ci avrebbe messo di meno. Allora, questa è la situazione, quindi abbiamo detto, per concludere, grazie alla nostra ospite, che con Carmelo Galì ci sono 3 gravi disfunzioni che sono venute fuori nel sistema di sicurezza, nelle informazioni che ancora non vengono date. Tenete conto del fatto che non c'è internet dentro quell'aeroporto, cioè siamo all'anno 0. E il terzo punto è l'assistenza, come ci ha spiegato Carmelo Galì. Che significa assistenza? Allora, l'assistenza significa appunto che essere trasportati in un altro aeroporto con mezzi che deve appuntare pasti e bevandi in congrua relazione alla durata dell'attesa. Se c'è l'esigenza di un pernottamento, l'albergo, ripeto, tutte cose a cui deve pensare la compagnia e che diciamo non i passeggero che poi chiede rimborso. Il cambio di volo non te lo devi cercare tu, te lo dovrebbero cercare loro. Allora la compagnia deve offrire l'alternativa, se cancella il volo deve offrire l'alternativa fra il rimborso del prezzo del biglietto e la riprotezione su un altro volo. Attenzione, la compagnia ha l'obbligo di offrire l'alternativa, a scegliere è il passeggero, quindi non c'è nessuna imposizione. Se calcoliamo 23-24 mila passeggeri al giorno, se questi chiedono un'azione legale, fallisce mezzo mondo qua. Allora, qua il problema è, a mio avviso, dobbiamo distinguere, perché i passeggeri rispetto alla compagnia alle compagnie possono chiedere i rimborsi il rimborso per la mancata assistenza. Cioè, quindi mancata assistenza si chiede il rimborso? Sì, mancata assistenza si chiede rimborso alla compagnia, a prescindere che è una violazione del regolamento comunitario, si potrebbe segnalare anche all'ENAC la mancata assistenza chiedendo un procedimento sanzionatorio. Questo è uno, e poi? Poi c'è, a mio avviso, si può configurare, nel caso in cui venisse accertata una responsabilità da parte dell'aeroporto di Catania, quindi di una colpa, a mio avviso si può configurare una responsabilità extracontrattuale della società di gestione dell'aeroporto di Catania, e quindi i passeggeri potrebbero chiedere tutti i danni che hanno subito alla società di gestione dell'aeroporto, e anche quelli di natura non patrimoniale da vacanza rovinata. Sarebbe stato interessante chiedere un parere su questo a Nico Torrisi, che è amministratore delegato alla SAC, ma ha molto da fare evidentemente. Ci spiace che non ha potuto rimanere per il nostro collegamento, scusi. No, dicevo, anche da questo punto di vista, a mio avviso la società di gestione non può limitarsi a dire rivolgetevi alle compagnie per avere notizie, deve farsi carico, soprattutto in questo momento, di coordinare, allora o si coordina, quindi non può dire è un compito delle compagnie. Create un coordinamento con le compagnie in modo che si possano dare informazioni e soprattutto risposte ai passeggeri. Se i passeggeri ancora oggi hanno il check-in valido, il sito della compagnia che gli dice che parte, e poi la situazione è quella che conosciamo, c'è schizofrenia informatica, di informazione. Mamma mia, agghiacciante e chiarissima la situazione che ci ha descritto Carmelo Galì, vicepresidente di Confconsumatori. Ancora un minuto per chiudere, prima di chiudere il programma con il nostro Orazio Longo. Sì, per dirti Michele che qua comunque questo è il centro dove si raccolgono anche i passeggeri che devono raggiungere Palermo, Trapani o Comiso, li vedete tutti attorno a noi, aspettano l'autobus, quelli davanti a voi sono gli autobus che alcune compagnie hanno messo a disposizione. Solo per dirvi anche che oggi, in merito invece all'incendio, oggi è previsto un nuovo sopralluogo dei Vigili del Fuoco e probabilmente l'arrivo del magistrato inquirente, perché ricordiamo che è stata aperta comunque un'inchiesta sull'incendio di Fontanarossa. È tutto. Bene, grazie a Orazio Longo in diretta da Fontanarossa. Ancora Angelo, qualche notizia? Sì, una notizia per la pubblica amministrazione, a parte la piattaforma per le notifiche digitali. Le amministrazioni pubbliche potranno inviare... A proposito di digitali, insomma, a Fontanarossa ce n'è poco e niente, vabbè. Questa è la notizia: le amministrazioni pubbliche potranno inviare documenti in formato elettronico. Entro luglio oltre 100 enti locali avranno a disposizione il nuovo strumento telematico che in qualche modo evita di avere scartoffie e insomma evita anche molte file. Grazie. Allora in conclusione vi ricordo che nessun aereo è partito tranne uno, quello per Casablanca, nella notte. Il resto degli aerei, a differenza di quanto era stato annunciato, non è partito nessuno. I passeggeri che in arrivo
arrivo e in partenza si sono dovuti arrangiare per i fatti loro, ora qualche pullman sta cominciando a essere formato, forse qualcuno c'è stato anche nella giornata di ieri, ma di sicuro è mancata l'assistenza da parte delle compagnie e per questo si potrà chiedere un rimborso, come ci ha appena ricordato Consumatori, e dall'altra parte è mancato completamente il coordinamento con le compagnie da parte dell'aeroporto di Fontanarossa, e questa è un'attività che sarebbe toccata alla SAC. Ci fermiamo qui, le altre notizie e gli aggiornamenti non soltanto da Fontanarossa alle 13:30. Grazie a tutti, buona giornata, buongiorno Sicilia, torna domani. Grazie ancora per questo. Grazie. Buon lavoro.